Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di una nuova parte di Shogun 2 Total War Fall of the Samurai. Quest'oggi vediamo un po' se possiamo ambientarci per bene all'interno della nostra campagna, vediamo se possiamo portare avanti il nostro obiettivo principale, quello di raggiungere le 14 province entro la fine del 1470 e ottenere la loro fedeltà. Quindi analizzando un po' il contesto, troviamo qui a sud il clan Matsumoto in guerra. Come potete vedere, abbiamo una città che confina con il nostro territorio e un buon esercito che nel momento in cui sarà potenziato sarà in grado di distruggere questi nemici. Quindi il primo obiettivo, ragazzi, che cercheremo di completare sarà quello di distruggere questi guerrieri che troviamo al sud della nostra provincia. Allora, innanzitutto dobbiamo rafforzare la nostra potenza bellica. Per far ciò andiamo nella sezione dello sviluppo del clan. Seleziona la tecnologia che vuoi acquisire. Il gioco evidenzia le tecnologie requisito per ottenerla, seleziona la strada più breve e le ricerca una alla volta finché il tuo obiettivo non è stato raggiunto. Se non selezioni un obiettivo, il gioco ricercherà tecnologie simili e percorrerà l'elenco finché non è stato completato. Perfetto, abbiamo avuto un bel quadro complessivo delle nostre ricerche. Allora, vediamo un po', abbiamo delle potenze civili, delle politiche civili, sviluppa delle politiche civili per migliorare cultura, governo ed economia del tuo clan. Invece tecnologie militari, studia delle tecnologie militari per migliorare le capacità militari del tuo clan. Come prima ricerca abbiamo lo Shin, una mano aperta in segno di benvenuto o chiusa in un pugno, resta pur sempre una mano. Clicca col tasto sinistro per avviare la ricerca. Bene, allora consente l'abilità Banzai, consente l'abilità Frecce Infuocate, più 5% al reintegro dell'unità e recluteremo i nostri cachi con moschetti a miccia. Per quanto riguarda le politiche civili, architettura epica, le pietre raggruppate senza armonia sono la dimora della confusione. Meno 10% ai costi di costruzione degli insediamenti in tutte le province e più 1 alla felicità di tutto il clan. Allora ragazzi, vediamo un po', andiamo per adesso sulla tecnologia militare. 4 turni per far progredire la nostra scienza. Innanzitutto abbiamo il nostro esercito a nord che possiamo unirlo con il nostro Hai esercito a sud. selezionato un obiettivo al di fuori Già. dell'area evidenziata. Eh, Questo pezzo ok. non può essere mosso La ulteriormente. nostra geisha ci ha consigliato, anzi ci ha illustrato che il nostro esercito non può muoversi al di fuori dell'area gialla e sono i suoi movimenti limitati all'interno di questo turno. Vabbè, questo già era ben comprensibile. Allora, uniamo I il nostro fondi sono esercito. dedotti dalle nostre casse all'inizio di ogni turno per pagare i rifornimenti e i salari delle truppe del clan. Ovviamente tutti questi soldati devono essere pagati e i soldi verranno presi dall'interno delle nostre casse. Come potete vedere abbiamo ben 9000 yang all'interno delle nostre casse. Allora, ecco il nostro esercito, posizioniamolo sulla via per la nostra nord di Shinano e prepariamoci alla battaglia. Intanto diamo un'occhiata all'interno della nostra città, Echigo, la nostra capitale. Come potete vedere abbiamo un ufficio del telegrafo, una nuovissima infrastruttura. Allora, vediamo un po', l'ufficio del telegrafo. I cavi e i binari uniscono il paese, più 200 la ricchezza derivante dal commercio di questa provincia e più 2 per turno la crescita della città derivante dal commercio. Perfetto, allora possiamo migliorare, la nostra città ci sono anche diverse costruzioni. Possiamo costruire, scusate, una cittadina al posto del villaggio e otterremo diversi risultati, come per esempio uno slot aggiuntivo, uno di modernizzazione. Sbloccheremo anche dei servitori in difesa come i lancieri di leva della guarnigione e anche 2% agli introiti dalle tasse. Vediamo un po'. Troviamo anche una roccaforte che aumenta il 5% la resistenza al bombardamento navale e una capacità di arruolamento di una unità in più, più 4 alla repressione in questa provincia e ovviamente possiamo reintegrare e reclutare la fanteria di leva e i lancieri di leva. La roccaforte credo che sia indispensabile, quindi potenziamola a livello della fortezza. Per quanto riguarda la locanda permette l'arruolamento della geisha. La geisha è una sorta di seduttrice che permette quindi di bloccare anche gli eserciti ed intrattenerli con il suo fascino. Si chiama IA, guardate un po' che forza. Possiamo andare nel suo menu dei dettagli e a 21 anni, guardate un po', ha un'età abbastanza giovanile. Possiamo utilizzarla per cercare di agevolare questa nostra guerra contro il nostro clan dei Matsumoto. Quindi vediamo un po'. Esistono due tipi di Ecco. ribellione. Un generale con un basso livello di lealtà
Potrebbe cercare di fondare il proprio clan piuttosto che andare in un altro. In questo caso raggrupperà un'armata e cercherà di catturare l'insediamento più vicino. Anche le rivolte tra contadini possono sfociare in vere e proprie ribellioni. Wow. Ovviamente come avete sentito ci sono due tipi di ribellioni, ma intanto cerchiamo di mantenere tutto sotto controllo costruendo al posto della nostra locanda un bel mercato. Il mercato è utilissimo perché, come potete vedere, otteniamo 720 alla ricchezza derivante dal commercio di questa provincia, anche più 2 punti per turno alla crescita della città derivante dal commercio e ovviamente anche modernizzazione e felicità, al contrario della nostra Bisca. Bene ragazzi, nella sezione provincia come potete vedere abbiamo disponibile l'agricoltura di sussistenza che può essere ampliata per ottenere 900 in più alla ricchezza derivante dalle fattorie di questa provincia e anche un'unità in più alla crescita della città derivante dagli edifici industriali. Possiamo costruirla perfettamente. Allora, per quanto riguarda il nostro esercito non possiamo reclutare nulla per adesso perché i fondi ovviamente mancano. Diamo un'occhiata alla nostra diplomazia ragazzi. Ok, allora il nostro clan dispone degli alleati sulla destra, come potete vedere, ecco qua il clan Fukushima e abbiamo una bella alleanza militare, ovviamente anche un bel accordo commerciale. Allora, vediamo un po' se possiamo stringere qualche accordo commerciale, per esempio con il clan dei Toyama. Allora, il clan dei Toyama si ritrova alla nostra sinistra, ha un atteggiamento amichevole, indole ambiziosa. Vediamo un po', possiamo richiedere un accordo commerciale. Benvenuto. Oh, Venite, eccolo. amico mio, parlate saggiamente e io darò alle vostre parole la dovuta considerazione. Allora, possiamo proporre questo accordo commerciale che quindi soddisferà e aiuterà il nostro paese a crescere. La proposta è soddisfacente e possiamo avanzare con le proposte. È stata aperta una nuova rotta tra le nostre Perfetto. terre e quelle di un nostro partner commerciale. Pattugliala con cura, perché i nostri nemici cercheranno presto di attaccarla, danneggiando così l'economia. Certo, con questa nuova rotta commerciale adesso siamo riusciti a incrementare la nostra capacità di guadagnare soldi provenienti dalle tasse e adesso possiamo anche far avanzare la stagione. Siamo per adesso in inverno come indicato dalla freccia e andremo quindi avanti, vediamo un po' che cosa accadrà. Bene ragazzi, bentornati, ci ritroviamo all'interno sempre della stagione invernale. Come potete vedere la stagione non cambia immediatamente quando effettuiamo il cambiamento di turno, quindi attendiamo il turno successivo e quindi ci ritroviamo sempre a metà dell'inverno, un po' più avanti di metà, e credevo invece di arrivare direttamente alla stagione successiva. Quindi allora, ecco il nostro esercito ragazzi che per adesso è abbastanza consistente, possiamo portarlo fino al confine, molto bene, sostenuto dalla nostra Puoi Gescia. stanziare le truppe all'interno di un insediamento per difenderlo in caso di Certo, possiamo stanziare anche degli uomini all'interno del nostro insediamento per difendere da attacchi ribelli. Allora, abbiamo disponibile abbastanza monete per spenderle in lancieri di leva oppure fanteria di leva. Allora, la fanteria di leva, come potete vedere, è un'unità che ha il motto del difendere la propria patria, è un atto di coraggio e valore ed è un'unità abbastanza utile per il momento in cui ci troviamo. Possiamo reclutare due belle unità in attesa di ciò vediamo un po' se possiamo esplorare con la nostra flotta le acque circostanti. Ok, partiamo con la nostra bella nave a vapore. Guardate un po', abbiamo un bel promontorio qui sul lato sinistro. Continuiamo ad andare avanti. Vediamo un po'. Ecco qua, ci siamo allontanati dalla costa. Ecco qui invece qua abbiamo il clan degli Kanazawa. Ci ritroviamo sempre in pace con loro, ma probabilmente dovremo attaccarli per espandere quindi il nostro territorio e raggiungere l'obiettivo principale. Bene ragazzi, come potete vedere abbiamo all'interno della nostra casella di posta due belle icone. Clan distrutto, vediamo un po' chi ci ha lasciato le penne. Il clan Choshu, un clan potente è stato annientato, ora i loro corpi nutrono gli avvoltoi. Ecco un bel clan che è andato, ha incontrato la sua fine. Ma per adesso andiamo a controllare il resoconto del furiere. Che cosa ha detto? Ecco qua abbiamo reclutato le nostre fanterie di leva dalla nostra città principale. Possiamo immediatamente collocarle all'interno del nostro esercito perché saranno fondamentali per la conquista del castello. Bene, vediamo un po' come sta andando la nostra situazione finanziaria. Entriamo all'interno della nostra città e come potete vedere la popolazione è felice poiché le tasse si ritrovano a un livello abbastanza normale
La città sta crescendo molto bene anche per gli edifici cittadini e altro. Ok, vediamo un po' con la nostra piccola nave, è una bella flotta, una cannoniera e una corvetta in legno. Giriamo per queste acque, girovaghiamo. Ecco qua, guardate che forte questa costa. Andiamo, vediamo che cosa incontriamo, vediamo se incontriamo qualcosa di nuovo. Ok, perfetto, ci siamo fermati in mare aperto, nel Mar del Giappone, molto bene. Ecco qua il nostro esercito pronto ad intervenire. La nostra Geisha, ragazzi, mandiamola avanti. Vediamo un po' se riesce a scoprire qualcosa. Clan incontrato. Vediamo un po'. Clan incontrato. Abbiamo incontrato un clan finora a noi sconosciuto. Ora possiamo dare inizio alle negoziazioni diplomatiche. Perfetto, intanto vediamo un po' cosa può fare la nostra Geisha nei riguardi di questo esercito. Può anche affascinarlo, riuscire ad affascinare un personaggio gli farà abbandonare la sua causa e lo convincerà ad unirsi al clan. Ma possiamo anche distrarlo e quindi riuscire a distrarre un esercito ne impedirà lo spostamento nel turno successivo. Diamo un'occhiata a questo esercito, da cosa è composto, ben 4 unità, di cui una il generale. Quindi cerchiamo di farlo rimanere nel luogo in cui si trova per vedere un po' anche se la nostra Geisha riesce a fare un bel po' di esperienza. Vediamo un po'. Wash, dai, vediamo se ci casca. Esercito nemico distratto. Guardate un po', la nostra Geisha è riuscita a far ciò. Guardate un po', ecco qua, ha maturato anche un bel po' di esperienza, utile per salire al livello successivo. Il nostro ragazzone è rimasto imbambolato davanti alla nostra Geisha e quindi verrà attaccato dal nostro grande esercito nel momento in cui riusciremo a muoverci. Vediamo un po', ce la possiamo fare. Andiamo. Ah, ragazzi, ci ritroviamo in inverno, me ne ero dimenticato, abbiamo inviato ormai la nostra unità e ovviamente soffrirà il logoramento. Accordo commerciale sospeso, non è più possibile proseguire il commercio con i Toyama perché la via è stata bloccata. Allora ragazzi, ci ritroviamo anche logorati per colpa di questo inverno maledetto che non vuol finire, me ne ero dimenticato. Vediamo un po' se possiamo attaccare il nostro ragazzone qui, che è rimasto imbambolato dalla nostra Geisha. Eccoci qua ragazzi, la prima battaglia, il conflitto è molto equilibrato come potete vedere. Ritroviamo delle 495 unità contro 719 e diamo inizio alla battaglia. Eccoci ragazzi nel campo di battaglia, ci ritroviamo con la neve che arriva ai piedi dei nostri uomini. Guardate un po', sono pronti a combattere. Ho posizionato in prima linea le 2 unità di moschetti logorate dal freddo, ovviamente dietro 3 unità di lancieri, 2 lancieri di leva e un kaki con Yari e ovviamente 2 generali. Ritroviamo Hatamoto dal generale e Hatamoto del generale. Makino Tadakuni ragazzi, e in seconda posizione Kawai. Uno dei due deve essere il figlio del daimyo o il daimyo, non mi ricordo. Bene, iniziamo la nostra battaglia. Generale, signore, mostrategli come combattono i veri uomini. Certo. Allora, vediamo un po' il nostro nemico che truppe dispone. Allora, dispone di un kaki con moschetto a mice, 2 kaki con Yari, una bella cavalleria di ki con Yari e i suoi uomini del generale. Bene ragazzi, iniziamo, partiamo immediatamente con tutto l'esercito in avanti, selezioniamolo e mandiamolo all'attacco. Bene, allora, esiste una differenza tra queste unità che abbiamo. Come potete vedere il nemico dispone di una cavalleria Kikoyari che è utilissima contro le altre cavallerie. Guardate un po' il bonus contro la cavalleria, scusate. E ovviamente dispone anche di alcuni schermagliatori. I kaki con moschetti a miccia sono degli schermagliatori, possiamo notarli anche nel nostro menu, dispongono dell'abilità schermaglia, possono ritornare indietro se il nemico si avvicina e sono delle truppe che dispongono di una discreta abilità nel far fuoco. Ovviamente la fanteria di linea che disponiamo è una fanteria imperiale, cioè un'unità che segue il nostro esercito regolarmente, e ovviamente le nostre unità di leva, i volontari e i kaki koyari. Bene, vediamo. Andiamo, bene. Inviamo il nostro generale qui sulla sinistra. Ok, sono entrati in portata. Eccoli qui, anzi no, un paio sono entrati in portata. Gli schermagliatori devono farsi un po' più avanti. Ecco qua la cavalleria che va in avanti, ragazzi, portiamo i nostri uomini indietro. Eccoli, mandiamo i lancieri in avanti. Andiamo a dare una mano. Andiamo con il nostro generale sulla destra. Mandiamo ancora i nostri uomini avanti. Bene, sono stati bloccati dai lancieri. Ok, adesso con i fucilieri possiamo far fuoco. Molto bene, facciamo questo bel giro con il nostro primo generale.
Continuiamo. Vi ricordo che la fanteria di linea oltretutto dispone di dell'abilità corpo a corpo. Perfetto, il generale ci sta seguendo nella nostra trappola, adesso lo faremo bersagliare dai nostri uomini. Bene, continuate ragazzi, anzi incitiamoli. Eccolo, guardate un po'. Lo stiamo bersagliando, eccolo qui. Vediamo. Dai, girate. Ops. Il vostro generale è sotto attacco, signore! Sì, me ne sono accorto. Blocchiamoli così li colpiamo dal lato. Ok, le nostre unità se la stanno cavando molto bene. Aumentiamo il morale a un'unità. Ok, scusate il morale, incitiamola. Facciamo un bel giretto con i nostri uomini. Ok. Attiviamo la modalità chiamata raccolta in modo da aumentare il morale ai nostri uomini. Facciamo fuoco al di sopra di questi dannati. Il generale nemico sta per essere fatto a pezzi, come potete ben vedere. Perfetto, la nostra fanteria di linea continua a far fuoco imperterrita. Perfetto, ce l'abbiamo fatta ragazzi, guardate un po', le truppe del nemico stanno per fuggire. Eccole qui, ce l'abbiamo fatta, La abbiamo vittoria colto. è assicurata, Eccolo. signore! Grazie, ce l'abbiamo fatta anche se abbiamo perso di vista un attimo i nostri lancieri, comunque non abbiamo perso tantissimi uomini. Abbiamo vinto la nostra battaglia con onore. Eccola qua, la vittoria è nostra, possiamo scegliere se terminare oppure continuare a dare la caccia ai ribelli.